Sono già operative a Faenza le 14 squadre di protezione civile partite dal Veneto verso l'Emilia-Romagna per affrontare la drammatica situazione provocata dal maltempo. Da Rovigo, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza sono arrivate decine di volontari inviati dalla Regione Veneto nelle aree alluvionate. Ne fanno parte anche i componenti della squadra salvamento fluviale dei Carabinieri appartenenti alla protezione civile del nucleo di Marostica. Già un anno fa, era il maggio 2023, dalla città murata erano partiti altri volontari in soccorso alla popolazione romagnola, allora come oggi vittima di una fortissima ondata di precipitazioni e allagamenti. È stato il sindaco Matteo Mozzo a dire pubblicamente il proprio grazie e quello del consigliere delegato Edi Lunardon. Dalla provincia berica sono partiti altri volontari del nucleo Pasubio Alto Vicentino. Il ciclone Boris ancora non ha scaricato tutta la sua furia sulle province di Bologna, Forlì Cesena e Rimini, ma la solidarietà anche dal Veneto è scattata immediatamente appena la situazione si è presentata nella sua drammatica realtà.